Presto, professore, abbiamo luce ancora per poco. Qui, cari, il professor Rooney e un sommozzatore si dirigono verso la zona silos della laguna per continuare le perlustrazioni. Li sto osservando. Siamo pronti a intervenire. Volete ucciderli? Ma il professor Rooney? Il professor Rooney è troppo importante, mi serve qui. Preparati, Wilkes. Questo deve essere il punto. Bene, professore. Massima prudenza, mi raccomando. Guardati bene attorno e porta su quello che puoi, anche se ti sembra insignificante. E controlla sempre il tasso di radioattività. Buona fortuna. Wilkes, sta attento. La radioattività è molto più forte. Può essere pericoloso. Qui c'è una strana cupola di metallo colorato, professore. La esamino. Preparati a risalire. La radioattività è al limite. Torna in superficie. È un ordine. Wilkes, E dopo il fallimento dell'ultimo lancio, il professor Rooney è stato allontanato dalla base.
È una misura molto grave. Vedete, senatore, il professor Rooney asseriva di aver visto le sagome di 3 uomini in prossimità del missile al momento della partenza. Ora il fatto è piuttosto improbabile, perché i gas di scarico hanno una temperatura di alcune migliaia di gradi. Volete forse dire che Rooney non era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali? Non esattamente questo, solo era un po' stanco, senatore. Ad ogni modo l'avevamo messo sotto sorveglianza. Il che non gli ha impedito di scomparire, però. Abbiamo motivo di credere che il professor Rooney sia annegato in seguito a un incidente fortuito. Comunque, il presidente ha ordinato alla sezione S di occuparsi del caso. Ah, la segretissima sezione S. Va bene. Ho convocato qui il capitano Flanagan, senatore, il capo della sezione S. È a nostra disposizione. Volete vederlo? Prego. Spero che ci aiuti a risolvere il caso Rooney. La sezione S ha un grande prestigio. Ah, il capitano Flanagan lo merita, senatore. Bene. Il capitano Flanagan. Ma è una donna. Maledettamente in gamba. Ha catturato e ucciso personalmente 2 agenti cinesi in fuga con i piani del Titan 6. Però probabilmente possiede qualche arma segreta. Esatto. Fate passare il capitano Flanagan. Il capitano spezzò le vertebre a uno di quegli agenti, semplicemente con un massaggio alla schiena. Lo chiamano karate. La tratteremo con riguardo. Ma fuori servizio è un concentrato di femminilità. Il capitano Flanagan, Mr. Coleman del distaccamento di Cape Kennedy. Piacere. E il senatore Prescott, venuto appositamente da Washington. Piacere. Se vogliamo accomodarci. Prego. Capitano, mi dispiace di trattare con lei un argomento così poco femminile, ma... Coraggio, senatore, o la sua gentilezza mi metterà in imbarazzo. Entriamo pure in argomento. Il senatore, Mr. Coleman ed io desideriamo notizie sulle sorti del professor Rooney. È anche un mio desiderio. Scherzi a parte, da 146 ore ci stiamo occupando attivamente della sua scomparsa con tutte le nostre forze. Posso chiederle quanti sono gli agenti a sua disposizione? Il lusso della sezione S si basa più sulla qualità che sulla quantità. Ho un solo collaboratore, il tenente Sennett. È un uomo e ciò può tranquillizzarla. Beh, la vostra sezione non dovrebbe costare molto, immagino. E il tenente Sennett è già al lavoro? Certo, ed è un bel guaio per la cassa dello Stato e i contribuenti. Cosa vuol dire? Senatore, il nostro agente non crede nella violenza. È convinto che si può ottenere tutto col denaro. E così è riuscito ad ottenere carta bianca dal Ministero del Tesoro, rendo l'idea a tutti assegni a copertura garantita. Può spendere qualsiasi somma ritenga necessaria per le sue missioni, per qualunque cosa. ¿Todo bien? ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué apparecchio? Es como nuevo. Ok. Señor. Señor. Disturbo, forse? Mi dica, ¿le gusta? Beh, direi di sì.
Ah, lei dice l'idrovolante? Sì, certo, lo compro. Affare fatto. Oh, bueno, signor. Mi sembra ancora in bell'arnese, ma faccia sparire quel quadro. Oh, perdonami, signor. È il nostro ex presidente. Dopo la rivoluzione si è rifugiato qui. L'aereo apparteneva a lui. Quando non ne avrò più bisogno lo rivenderemo al prossimo presidente, no? Ah, presto allora, da lui i presidenti durano poco. Va bene. Arrivederci, mio dolcissimo angelo. Ha fatto un ottimo affare, signor, come vero che soy sudamericano. Però la Florida mi dà mucho gusto. Le donne, eh? No, anche la scienza. Io rimango per vedere il prossimo lancio da Cape Kennedy. Sarà un bellissimo lancio, vero? 2 lanci. Ah, già. Hello, Harry. Monique. Henry. Hello, Susan. Ciao. Hello. Con l'apparecchio potrà fare dei giri in dolce compagnia. È una buona idea, vero? Già, non ci avevo pensato. Claro, voi qui in America avete tutto. Donne, dollari, divertimenti. Ah, siete un popolo fortunato. Ah, gente felice. Hombre, che mujeres. Noi invece dobbiamo arrangiarci, signor. Prego. Che cosa beve? Un Cuba Libre. Oh, perdóname la locura, signor. In America è mejor una birra. 2 birre. $1 milione. Grazie. Ecco fatto. È più di quanto mi ha chiesto, ma preferisco le cifre tonde. Lei può pagare $1 milione todo in una volta, signor. C'è chi ne spende anche di più, mio caro. E si ricordi, voglio che l'apparecchio mi sia consegnato completo di pilota e di hostess. Sicuro, signor. Indovina un po'? Miss America. La tua Conosco ronda. il tocco. Mi faccia avere i documenti sì. e tenetelo pronto. Sicuramente, signor. Muchas gracias. Anch'io sono pronta per volare, sono 3 ore che ti aspetto. Sono uscito a far spese. Ceniamo assieme? È tornato Archie. Non è un tipo pericoloso. Forse a vederlo, ma non sopporta gli scherzi. È geloso da morire, lo sai. Sì, Attento, Harry, sta arrivando. sì, l'ho visto. Ci vediamo dopo. E mi mandi un drink nel mio cottage. Ciao. Archie! Oh, caro micione, come stai? Tesoro. È un agente segreto, vieni.
Salve, Harry! Che sorpresa! Tutto bene, capo? Certo, vieni a lavarmi le spalle, su. Agli ordini. Ingrassi, eh? Sempre gentile. Voltati. Sono in punizione? Forse è meglio che tu vada a preparare un drink. Bene. Harry, e ricorda, ben ghiacciato. Ok, come te, capo. Non avevo tue notizie, ma vedo che stai bene e ti tratti da miliardario. Come al solito, naturalmente. Pensi di dover restare molto tempo in quest'oasi da nababbi? Ma come, cominci già a farmi il conto delle spese? Mi sono appena sistemato. Dopo la scomparsa del professor Rooney, quelli della NASA hanno molta fretta e sono preoccupati. Tu sai che il lancio del razzo lunare è imminente, vero? Sì, ma so anche di essere su Grazie. una buona pista. Qui tutto è terribilmente caro, come se i proprietari del centro residenziale non volessero clienti. Ah, interessante. Dal lato nord si gode una stupenda vista di Cape Kennedy. Bene. Potevi trasferirti là? Beh, ci ho provato, ma mi hanno detto che i cottage erano occupati, mentre in realtà sono vuoti eccetto uno. E l'hai già ispezionato? No, E come mai? per il momento mi sono limitato a ispezionare a fondo solo la proprietaria. Tanto per cambiare. Vieni, cara. Su, amore. Cosa vuoi? Ma che ti prende? Coraggio, abbracciami, c'è uno che ci sta spiando, fa finta di niente. Che notte meravigliosa, non è vero, cara? Salve! Abbiamo visite stasera. Ehi, chi si vede? Ma guarda un po' che sorpresa. Il signor Archie White. E che cosa cerca da queste parti? La mia fidanzata. La cerca nei cassetti? Mm? Avanti, rispondi. Allora, vuoi parlare? Che cosa stavi cercando? Chi sei? Per chi lavori tu? Che cosa sta succedendo in questo dannato posto? Parla o t'ammazzo! Io non so di che cosa stia parlando. Io posso denunciarla. La farò arrestare. Avanti, ciccione! Sputa fuori tutto quello che sai! Di chi hai paura? Di chi? Io non ho nessuna colpa. Io non so niente. Non so... Giù! Sono scomparsi. È venuto il momento di darsi da fare, capitano. Daremo un'occhiata.
Cosa sono? Sembrano strani silos, ce ne sono altri nella zona. Oggi li ho fotografati dall'aereo. Sono tutti uguali. Troveremo il modo di ispezionarli. Tieni la rivoltella a portata di mano. E attenta alle sorprese. Controlli la radioattività? Sembra normale. C'è un altro silos. Eccone una traccia. Adesso comincia a reagire. Si direbbe che non c'è anima viva. O perlomeno non si fanno vedere. Andiamo avanti. Mi pare che stia aumentando. Siamo sulla buona strada. Che c'è di là? La camera da letto. Quello è Arpège, il mio profumo preferito. La radioattività viene da questa parte. Ehi, un passaggio. Guarda. Vado io. No, da solo no. Dopo di te, allora. Le radiazioni aumentano. Debbono avere origine qui vicino. Non mi piace questa storia. Torna fuori a dare un'occhiata. Preferisco rischiare da solo. Rischiamo in due. Proviamo da questa parte. Attenta. Ha raggiunto il massimo. Dovremmo essere nell'interno di uno dei silos. Una costruzione davvero strana per una zona residenziale. Un deposito clandestino di cereali? No, è impossibile. Che strano odore di lievito. La fonte delle radiazioni è certo qui sotto. Ma chi? Niente da fare. Siamo in trappola, Harry. Ma sei pazza a sparare qui dentro? E come pensi di cavartela? Con uno dei tuoi assegni? Harry, ce la fai! Non si apre, maledizione!
Sali, presto! Troverò il modo di uscire da qui, sta tranquilla. Tienimi questo. Dov'è la tua borsa? La borsa? Che vuoi farne, Harry? Voglio tappare lo scarico d'aria. Se ci riesco l'acqua non potrà più salire. Mi è caduta. Vado a prenderla. Dammi lo scialle! Poco a poco l'aria se ne andrà e allora... E allora ti spunterà la coda e diventerai una bella sirena. Ce la faremo a uscire? Sì, sì. Non so come. Se solo potessi aprire uno sportello. Se usciamo di qui, Pat, ti giuro che cambio mestiere. Sai che cosa mi metto a fare? Il pescatore di perle. Se ci prova ancora sai cosa fare. Apertura rapida del portello 2.
Prego. È fuggito. Distruggete ogni traccia immediatamente. Chiama gli agenti per rastrellare la zona. Tu che vorresti fare? Non ti reggi in piedi. Conosco un letto da queste parti. Devo fare 2 chiacchiere con la proprietaria. Ho un debito con te, mi hai salvato la vita, Henry. Non ti mancherà l'occasione per sdebitarti, anche subito se vuoi. Ci vogliono almeno 3 squadre di agenti per una buona ispezione. Certo. A presto. Non mi saluti, Pat? D'accordo, capo. Sei tu, Harry? Mi hai spaventata, non ti aspettavo. Pensavi che fosse Archie per caso? Buono quello. Se n'è andato ieri sera e nessuno l'ha più visto, sparito dalla circolazione. Ma tu sei bagnato fradicio. Che cosa hai fatto? Una gara di tuffi. Ti diverte giocare a guardia ai ladri? Direi piuttosto alla caccia al tesoro. Mi dai una sigaretta? Le mie sono bagnate. Che cos'è, un accendino? No, una pistola ad acqua. Per tener lontano i corteggiatori più molesti. E adesso penso proprio che dovresti andartene, Harry. E secondo te dovrei passare dalla porta o attraverso lo spogliatoio? Temo che non passerai da nessuna parte. Avresti vissuto di più facendo solo il seduttore. E che vorresti farmi con quello schizzetto? Tapparmi un occhio? Guarda. È caricata con vetriolo di prima qualità, tesorino. Uno schizzetto piuttosto detersivo. Scioglierà anche il tuo bel musetto. Sarebbe un vero peccato se... Non mi incanti più, amico. Ma credevi davvero di farmi scema? Ti sei sbagliato. Che dici? La verità è che non ci siamo piaciuti abbastanza, non sei il mio tipo. Chi è la donna che ti accompagna? Su, parla! Una mia vecchia zia ringiovanita. Io non so per chi lavori e quanto ti pagano, ma se passi dalla mia parte ti darò il doppio. E una pistola vera. Ti ringrazio, ma questa mi basta. Non avresti dovuto ficcare il naso nei nostri affari, Harry. Comincio quasi a crederlo. Ma almeno di che affari si tratta? Se devo lasciarci la pelle vorrei sapere perché, giusto? Tu parli per guadagnare tempo, ma ora è finita. Pat. Sei arrivata giusto in tempo. Ecco, così mi sono sdebitata e non ti devo più niente. L'hai fatto per salvarmi o vedendomi ai suoi piedi hai avuto un attacco di gelosia? Con che gioia userei ancora la pistola per spegnere quel tuo sorriso da scimmia. Pensa, io ero tornata per ridarti il libretto d'assegni. E poi dicono che i soldi non sono tutto al mondo. Se sono vivo lo devo a questo libretto. Fanno saltare i silos, i furbi. Avverti Cap Kennedy di rinviare il lancio. Sì, farò il possibile se non è iniziato il countdown. Dobbiamo ricominciare da capo. L'unica pista che avevamo è distrutta.
Mi dispiace, non sapevo che ci fossero degli angeli con gli occhiali. Vorrei scusarmi con lei per un giorno e una notte intera. Desidera? La chiave del 305, professor Rooney. È autorizzato anche lei a entrare in camera sua? Perché? C'è qualcun altro? La signorina che ha incontrato all'ingresso. Pronto? Sì? È arrivato? Sta salendo ora nella camera del professor Rooney. Hai trovato i nastri? No, ho ispezionato tutto l'ambiente senza risultato. Eppure devono essere là. Disponi l'immediata partenza dei camion per la zona del lancio. E attenta, non sono disposto a tollerare altri errori. D'accordo. Secondi dopo l'accensione del primo stadio. I raggi devono incrociarsi ad un'altezza variabile fra i 3.000 e gli 8.000 metri. L'equazione di potenza impone che le installazioni intorno a Cape Kennedy siano almeno 5 e poiché dovrebbero essere dotate di impianti radar e di cannoni a raggi laser, è inconcepibile che possano venire attrezzate sfuggendo ai controlli del servizio di difesa. Professore, è tutto pronto per la gita sul lago. Ah, grazie Wilkes. Non so se ci daranno una medaglia, ma se tutto va bene faremo la più colossale bevuta di birra della storia. Perché birra? Preferisco whisky. In questo caso si tratta di birra, mio caro. Esiste un progetto per andare sulla Luna a tutta birra. A suo tempo ti spiegherò. Andiamo. Pronto? Sì, sono io. Capo, mi trovo nell'appartamento di Rooney, manda subito un paio di agenti. Il professore è stato gentile, ci ha lasciato un nastro davvero interessante. Sì, bisogna interpretarlo, ma ho incontrato una bionda che ci potrà dare una mano. Va bene, verrò subito a presentare un rapporto. Metterò tutto per iscritto, non ti preoccupare. L'importante per ora è che abbiano sospeso il lancio. Che cosa? Ascolta, tenente, hanno rifatto i controlli, era tutto in regola e così hanno ripreso il countdown. Ogni momento è buono per il lancio. Ma Henry, è impossibile fermarlo. Ma no, non possiamo fare più niente. Henry? Henry! Poveri assegni sprecati.
Kennedy, le ultime fasi per il lancio della capsula Apollo che porterà la prima stazione automatizzata sulla Luna. Mancano ancora pochi minuti al sensazionale evento. Sezione T. Verifica temperatura serbatoi idrogeno. Che si mantengono perfette. Segnala che è riuscita a passare. Qui FP-21 chiama base. Aspettano lui per il lancio. A pochi secondi dall'accensione motori, l'attesa si è fatta drammatica. La sonda raggiungerà la Luna o assisteremo a una nuova più terribile catastrofe. Laser in funzione. Siamo pronti. È iniziato il countdown. Eccone un'altra che ha fretta. Sarà la moglie del matto di prima. Dobbiamo fermarlo? Non potrà fare niente. Arriverà troppo tardi. Controlla che i camion siano ai loro posti. Piazzare immediatamente i dispositivi laser in vista della rampa di lancio. Pronti per il countdown. Meno 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Contatto!
Fermo! Non fare scherzi. Su, in piedi. Cosa fai qui? Mi stavo riposando, ero su un panfilo che ha fatto naufragio. Perché non si vede? Hai scelto un brutto posto per riposarti, amico. Comunque, se lo credono quelli del controspionaggio, per me va bene. Prova un po' tu a convincerli, eh? Fermo, sparo! Siete arrivati. Era ora. Ci sono novità? Vediamo. Dove eri andato? Max! Ehi, Max! Sam! 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 Ma dove ti sei ficcato? Sotterraneo, tu al deposito, presto! Da questa parte! Non muoverti, Sennett! O sarò costretto a sparare.
Ehi, che sorpresa! Il ciccione. Ti credevo spacciato. Tra poco sarai spacciato tu, tenente Sennett. Non ti va? Ma non ti conviene, faresti un pessimo affare. Aspetta. Guarda, amico. Sono qui per regalarti un assegno da $1 milione. Dovrei crederci. Sono assegni garantiti per qualunque somma. Firma allora. Con piacere. Attento che se mi spari non potrai più incassarlo. Ah, vedi, questa è una biro a transistor. Se il mio cuore cessa di battere, trasmette un segnale. Non ho mai sentito una storia più assurda. No? Controlla. Prova ad aprirla. Aiuto! Aiuto! Eccolo là! Presto, venite! Fermi! Basta così. Il capo vuole parlargli. Seguitemi. Bene. Nel silos, presto! Preparatevi a riceverlo. Lo stiamo mandando giù. Mettetelo nella capsula. Avanti, sbrigatevi, fate presto. Piano. Sta arrivando, capo. Bene, sono curioso di conoscere questo leone del controspionaggio americano. Stia tranquillo. Non l'hanno portata qui per derubarla. Oh, guarda. Il professor Rooney, chi non muore si rivede. Magari in un posto alquanto strano, eh? Senta un po', io ho rischiato tutti i miei assegni per starle appresso. Potrebbe almeno chiedermi chi sono. Non le pare, professore? Purtroppo, io sono come una mosca caduta in una ragnatela. E se lei è venuto per tenermi compagnia, non vedo il motivo per rallegrarmene. Lei chi è? Harry Sennett, sezione S, Dipartimento di Stato. In missione, ma non so dove. Chi comanda qui? Buono il Dipartimento di Stato. Ma dove diavolo ci troviamo?
Quando manifestai i miei sospetti mi dettero del pazzo. Fui accusato d'aver sabotato gli esperimenti dopo il fallimento dei lanci. E questo per provare le mie assurdità. Le mie ricerche ora fanno comodo a qualcun altro, purtroppo. Se sono vivo lo devo a questo apparecchio, al terribile raggio che esso sprigiona. Temo però che questa scoperta non servirà alla vita del genere umano, ma alla sua morte. Sono ridotto come uno schiavo. Sono ancora vivo solo perché gli posso essere ancora utile. Utile a chi? Si fa chiamare Rete. Ah, come quello della famosa birra. E lei ha l'incarico di fabbricarne una nuova qualità? Rete seguiva attentamente le mie ricerche sui raggi laser e adesso mi costringe a continuarle, altrimenti venga a vedere. Uomini ibernati. Ma è orribile. È gente che Rete ha fatto rapire dovunque. Molti sono scienziati. Quando un uomo non gli serve più, si limita a ibernarlo. E quando gli serve, lo fa tornare a vivere. È più atroce della morte. Quell'ultima cella vuota, forse è per me. È mostruoso. È il regno di un folle. Padrone assoluto di tutto questo. Tenente Sennett, mi segua. Il signor Rete la sta aspettando. Bene, non facciamo aspettare il caro padroncino. Tu passeggi qui dentro come fossi a casa tua, hai buone amicizie. Mio padre è prigioniero di Rete in quelle celle di ibernazione. Ora ha visto perché sono obbligata a eseguire gli ordini del padrone. Ma con il tuo aiuto le cose potrebbero cambiare. Io non sarei tanto pessimista. Io l'aiuterei se fosse possibile. Ma nessuno può sfuggire al potere di Rete. Non c'è nemmeno una speranza. Può distruggerci con un gesto. Rete ci controlla a ogni passo. È assurdo tentare di ribellarsi a lui. Vada ora. Io non posso accompagnarla oltre. Benvenuto, Mr. Sennett. Io ero certissimo che prima o poi lei mi avrebbe fatto il grande onore di una sua visita. Ma cos'ha? Mi sembra deluso. Ho avuto un'accoglienza un po' fredda. Fa sempre reclama la sua birra, vedo. Oh, amico mio, non si estrae solo birra dall'orzo, ma anche un eccellente whisky. E lo vuole forse assaggiare? Con un po' di ghiaccio, ammesso che ne abbia ancora disponibile. Grazie. Ah, che desidera da me prima di chiudermi in frigorifero? Io l'aiuterei se fosse possibile, ma nessuno può sfuggire al potere di Rete. Non c'è nemmeno una speranza. Può distruggerci con un gesto. Fino a questo momento io non ho ucciso nessuno, tenente Sennett. Ma lei potrebbe essere la mia prima vittima. È proprio indispensabile?
Eh sì, purtroppo lei è l'unico imprevisto nella realizzazione perfetta del mio piano. Peccato. Vedo che lei sta facendo le cose in grande, Mr. Rete. Una messa in scena che vale miliardi. Ma le cifre non mi spaventano. Forse possiamo trovare la maniera di intenderci. Vediamo un po' quanto vuole per levarsi dai piedi e consegnarmi le chiavi di casa. Lei è fuori strada. Fra pochi giorni diventerò l'unico e solo padrone della terra. Guardi, tenente. Questa è la città sottomarina dove ho il piacere di ospitarla in questo momento. Siamo sotto i piedi dei suoi amici di Cap Kennedy, che non lo sospettano nemmeno. Ecco il laboratorio per la dissociazione lavica. Io prendo dai vulcani sottomarini l'energia per alimentare tutti gli impianti. Non costa niente ed è più potente di ogni altra fonte di energia. Qui tutto è automatizzato. Ho bisogno solo di pochi uomini, quanti ne bastano a premere i pulsanti di questa macchina meravigliosa. E ora guardi. Questo potrà avvenire tra pochi giorni. Io potrò distruggere qualsiasi città della Terra in un secondo, con un cannone laser sulla Luna comandato da un cervello elettronico. E tutto questo premendo un pulsante. Progetto semplice. Non le pare? Ah, niente male. E chi porterà sulla Luna il suo cannone? Babbo Natale? Avevo dimenticato di dirle che io sono particolarmente allergico ai contatti personali. Ed ecco il mio Babbo Natale. È quasi pronto per il lungo viaggio, mio caro Sennett. Questa è la torre per il lancio del mio missile nucleare, che sarà il primo e l'unico a raggiungere il satellite della Terra per installarvi la mia potente e micidiale stazione laser. Il mio progetto è così chiaro che lo capirebbe anche un bambino. Ora sono certo che lei si renderà conto del perché non posso assolutamente permettere ai signori di Cap Kennedy di precedermi sul lancio sulla Luna. Quanto pensa che sarebbero disposti a pagare i governi dei vari paesi del mondo per salvare le loro città e i loro abitanti? I governi di tutto il mondo regoleranno i conti con lei, signor Rete, prima che possa premere una sola volta il suo pulsante. Mi dispiace, ma prevedo che accadrà esattamente il contrario. Perché se io non dovessi essere in grado di premere il pulsante, il mio laser distruggerà automaticamente tutte le città della Terra. E così i servizi di polizia cercheranno di proteggere la mia vita. Infatti soltanto io potrò evitare la distruzione del mondo. Ad ogni modo ho deciso di prenderla al mio servizio. Sì, la farò ibernare e quando sarò padrone del mondo lei tornerà in vita e diventerà la mia guardia personale. Sei un pazzo criminale! Lasciatemi! Ti distruggerò, Rete! E la tua macchina infernale! Farai la fine di un topo in una fogna! Tienilo fermo. Rooney,
Entro 48 ore lei deve consegnarmi il laser, in piena efficienza. In caso contrario, professore, lei verrà soppresso. Avete sentito? È impossibile esorcizzare quel demonio. Ma bisogna pur fare qualcosa per fermarlo. Forse Harry ci può riuscire. Cercherò di aiutarlo. Torre di lancio. Pronti per il countdown. Salve. Non sono affatto comodo, prova a sfilarmi questi braccialetti. Fermo, devi restare perfettamente immobile. Forse riusciremo a farcela. Ehi, prima mi si staccherà la mano. No. Credo che si debbano aprire con un dispositivo elettromagnetico. Ora proverò. Attenzione, gruppo 6. Gruppo 6. In sala di ibernazione immediatamente. Il prigioniero sta scappando. Adesso che facciamo, Cerca Harry? di mettere in salvo il professor Ruby. Io intanto troverò il modo di fermare quel pazzo di rete. Presto, va! Attento, Harry! Andiamo! Harry! Fuggi! Gary! Harry! Vattene! Gary! Fuggi!
hai tradito la mia fiducia. Ma perché? Rete, che cosa vuoi fare? Solo quello che avevamo stabilito nei nostri patti. Io ti ho concesso la mia fiducia, ti ho permesso di lavorare al mio servizio e tu mi hai tradito. Tuo padre morirà per colpa tua. Guarda. No, Rete, non puoi fare questo! Fermati! No! No, non puoi farlo! No! Assassino! Ma io ti ucciderò! Tu va di sopra. Tu vieni con me. Sala controllo! Sala controllo! Verificare combustione e pressione della dissociazione lavica. Attivare tutti gli impianti. Operatore, installare stazione laser sul missile. Trasmettere a tutte le unità piano di 1 e C1. Emergenza! Attenzione, ai dispositivi di emergenza. Isolare i laboratori!
Verifica temperatura serbatoi ossigeno liquido. Verifica apparecchiatura elettronica comandi di emergenza. Attivare gli impulsi specifici del sistema di propulsione. Completate il rifornimento! Schnell! Chiudere i serbatoi del propellente. Verificare i circuiti automatici delle batterie a combustione. Harry! La lava! Sta invadendo i laboratori! Si possono percorrere ancora solo i corridoi coi tubi blu e verde! Tutti gli altri sono bloccati! Rete si è trasferito nella rampa di lancio! Si prepara a partire! Devi assolutamente fermarlo, Harry! Segui i tubi blu o verdi! Sì, quelli! Cerca di raggiungere la cupola centrale! O sarà troppo tardi! Controllo partenza! Aprite i portelli della capsula. Azionare l'ascensore della torre di lancio. Pronti per il countdown finale. Maledetto! Voi continuate! Fermo dove sei! Non ti muovere! O questa volta ti fulminerò, Sennett! Uccidilo, Harry! Rete non ha più diritto di vivere! Ora è lui che deve aver paura! La sua arma non serve più a niente! Le antenne dell'alta tensione sono scariche! Sono stato io a isolare i contatti! Rete, tu pagherai i tuoi diritti! Vedi, Harry! Non funzionano più! Uccidilo subito! Uccidilo! Non ti deve sfuggire! Fermatelo, idioti! Fermatelo! Era meglio se facevi il birraio.
bruciato! Anche noi rischiamo la stessa fine! Nella capsula, presto! Sì! Cercherò di azionare il sistema automatico. Giurerei che il calore l'ha messo fuori uso. Lo sapremo immediatamente. C'è qualcosa che non funziona nei comandi a tempo. È una microtrasmittente, professore. Se non torno le sarà utile una volta fuori. Ma che vuoi fare? Sei impazzito? È l'unico modo per poterci salvare, altrimenti finiremo arrostiti. In gamba, mi raccomando. È stato un viaggio interessante, vero professore? Non è il mio genere. Usi la microtrasmittente, verranno a prenderci. Basta premere il pulsante. Però, mica male questo giocattolo. E a quanto pare segna anche l'ora esatta. È un segnale alquanto primitivo per uno scienziato del suo calibro. Recuperato il professor Rooney. Missione compiuta. Harry, potevi lasciarci la pelle. Già, è vero, capo. Fortuna che non ci avevo pensato. Signorita, le dispiacerebbe prepararmi la cuccetta per un pisolino? Sì, signor. Grazie. Bene, allora. Dimenticavo il libretto degli assegni. La missione è finita, ma tu per far contenta quell'oca saresti capace di comprare le Bahamas. Coraggio. Un assegno da $1 milione e nessuno l'ha voluto. Tu occupati del professore, ubbidisci. Fino al momento dello sbarco, qui a bordo comando io, è chiaro, capitano? Come andiamo a carburante? Con i motori al massimo ne abbiamo per 4 ore. Bene, mettili al minimo. Siamo in crociera, no? Ok. Oh, scusi, signor. Siete scusata, deliziosa fanciulla. Oh!